Signori miei, ancora il momento del gentil sesso. Adesso sto per presentarvi un'altra brava artista. Quando si dice il buon canto, arriva da Emiliana Cantone. Grazie Mario, come sempre. Tutto bene? Tutto bene, come stai? Benissimo, benissimo. È sempre un piacere ritrovarvi, questa volta con delle novità, quindi sono ancora più contenta. È uscito il disco L'unica differenza e oggi lo proponiamo qui. Ah, bene, anche se devo dire che tu sei reduce da un'ospitata che hai fatto poco tempo fa al Pala Partenope nel concerto di Colombo e veramente hai riscosso tanto successo. Assolutamente sì, il successo più grande l'ha riscosso ovviamente Tony Colombo, che saluto. Abbiamo inciso insieme un duetto che si intitola Due anni ancora e la presentazione è stata, diciamo così, stratosferica, visto il successo del suo concerto. La canzone sta andando benissimo nonostante, insomma, circoli solo, credo, sui social. Conduciamo dei programmi insieme, abbiamo fatto questa collaborazione, il disco sta andando bene, quindi mi godo questo momento bello. Bello. Allora, il disco che hai fatto, quanti brani contiene? Sono 11. C'è una traccia d'eccezione, diciamo così, che poi ha preso il titolo dell'album, dedicata agli ospiti dello Stato. È uscito a marzo, quindi è pochissimo. Il primo singolo che abbiamo lanciato si intitola È Fornuto, che proponiamo anche oggi, la regia di mio fratello. Ci sono tante cose da fare, poi inizia il lavoro. Hai capito, sei proprio impegnatissima. Sempre, se meglio così. Ah, sempre, figurati, quando si parla del lavoro. Vuoi salutare qualcuno? Io saluto la struttura come sempre, perché il proprietario è un mio carissimo amico, Gigino Villa Cupido, e ovviamente Fratelli Marigliano. Ormai è una trasmissione che dura da decenni e quindi sempre grandi e in bocca al lupo. Noi siamo pronti perché adesso è un buon momento, signori, ma soprattutto è il momento di chi tiene una bella voce. Che se sa cantare, ma io lo devo dire, come faccio a negarla sta cosa? Ah, è il momento di un artista con la maiuscola e visto che siamo sul Vesuvio, perché no? Una degna figlia del Vesuvio, Emiliana Cantone. Grazie. Così capo la sa chi t'ha voluto bene come fatte tu. Tu non sai che tutto male fatto, ma toccare un cuore e non si leva più. Perciò se ieri t'ha girato cuore e stasera ti rimango fuori a questa vita. Sono bastate due parole, senza coraggio mi guardai dall'occhio e rintano un messaggio per mi far sapere che tu non mi vuoi più. È perduta, resta sola, però forse non t'ha mai avuta. Forse eri io soltanto che ci credevo. È perduta, meno male. Così non mi può far più male, ma io adesso avrò il tempo di provare a guarire da te. Ma voglio alzare la coppa sto divano, a questa gabbia aperta, i prigionierete. Ricordi sono ancora troppo forte e sento un cuore a me.